Svolta nel caso dell'omicidio di Sebastiano Magnanini, il 46enne di Cannareggio trovato senza vita nelle acque del Regent's Canal di Londra lo scorso 24 giugno. Il suo corpo era legato a un carrello della spesa. Un 41enne Michael Walsh è stato fermato con l'accusa di omicidio. Nelle scorse settimane erano finite in manette altre 2 persone, 2 senza tetto, con le accuse di falsa testimonianza e occultamento di cadavere. Forse sono state proprio le loro deposizioni a dare una svolta all'indagine. Restano comunque tante incognite sul movente del delitto. L'autopsia non ha potuto stabilire l'esatta causa della morte. Non è nemmeno chiaro se i 3 arrestati si conoscessero e soprattutto se fossero tutti presenti al momento del delitto. La mattinata seguente all'identificazione del cadavere, avvenuta qualche giorno dopo il suo ritrovamento, la polizia parlò di agguato criminale. Dunque non è possibile al momento scartare l'eventualità che il delitto possa essere scaturito da una rapina finita in tragedia. Walsh verrà sentito dalla corte il prossimo 27 ottobre.